Preside, la vostra scuola è stata recentemente al centro di un'interessante iniziativa, rigenerazione scolastica, alla presenza anche del Ministro a Roma, insomma un lavoro ben fatto che ha dato i suoi frutti. Se ne parliamo? Sì, tutto nasce dal fatto che la scuola nel 2019 è diventata una scuola plastic free, aderendo ad un appello lanciato dall'associazione Onlus Mare Vivo. Da allora abbiamo costruito una rete dove sono presenti diverse scuole su tutto il territorio nazionale. La scuola in quest'anno scolastico, nel mese di novembre, ha partecipato alla prima settimana del piano di rigenerazione scuola. Ha partecipato con tutti gli ordini di scuola, quindi a partire dai bambini della scuola dell'infanzia, percorrendo la scuola primaria e con gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ha realizzato davvero tantissime attività con prodotti davvero graziosi e belli, che hanno chiaramente attirato l'attenzione del Ministero. Siamo stati invitati a partecipare a questa prestigiosa manifestazione che si è tenuta il 23 marzo scorso al Ministero. Insomma, è stato davvero un momento abbastanza emozionante, ha dato davvero luce al lavoro svolto dai docenti e dai ragazzi. Vorrei dire un'altra cosa in merito all'inserimento della scuola nella rete Plastic Free, perché giorno 7 aprile, quindi giovedì prossimo, ci ritroveremo a suggellare un gemellaggio che è avvenuto in questo periodo tra una scuola di Milano e l'Istituto Quasimodo. Ci ritroveremo proprio a suggellare il gemellaggio davanti al Tempio della Concordia e poi ci sposteremo per un seminario presso la Sala Fazzello del Museo di Agrigento. Sarà sicuramente un bell'evento a cui insomma, vi invito tutti a partecipare. Insomma il percorso continua ancora? Il percorso sì, continua, diciamo che proprio stiamo muovendo quasi i primi passi, perché in questo momento ci sentiamo di rilanciare questa rete, visti i valori che promuove, quello chiaramente di un'educazione ambientale che si fonda prima di ogni cosa ad eliminare la plastica, che è davvero un materiale che inquina tanto e che quindi fa tanto male al nostro pianeta.